E Giotto, giusto 700 anni fa, racconta in 12 più 12 più 12 puntate l'immediata preistoria della incarnazione con la vicenda di Gioacchino e Anna tratta dai Vangeli apocrifi, poi per altre 12 puntate, altre 12 grandi scene, proprio l'incarnazione. Le ultime 12 riguardano invece i fatti della Settimana Santa. Ecco, è la più grande Bibbia dei poveri che mai sia stata dipinta, la più completa, e mi ha permesso in tutti questi anni, attraverso questa forma della videoproiezione, ma anche attraverso la mostra itinerante che ho curato nel 2000, di riportare l'annuncio, il cherigma, proprio l'annuncio di Gesù incarnato, morto e risorto, a centinaia di migliaia di persone in tutta Italia, ma anche in Sud America, ma anche in Terra Santa. È una bellissima storia, è la storia, è l'ombelico della storia, perché la Cappella Scrovegni è perfettamente orientata il 25 marzo, il giorno dell'Annunciazione. Sono passati dunque 2013 anni e circa 7 mesi da quel giorno che spacca in due la storia, prima e dopo Cristo, ovvero prima e dopo il sì di Maria, in quell'attimo supremo. Io ve lo presento brevemente perché il suo curriculum è piuttosto, diciamo, ha uno spessore notevole. È professore docente di lettere a Venezia, di iconologia e di iconografia cristiana presso l'Università Europea di Roma, però insegna anche, mi corregga se sbaglio, alle scuole medie, superiori ad Olo, e da anni percorre l'Italia illustrando il Vangelo che istruirà e che illustrerà anche noi questa sera, e vi lascio le immagini del professore e alla sua meravigliosa conversazione che farà con Giotto. Grazie. Maturità 72. In classe mia c'era un certo Ezechiele Ramini. E capite che per me essere qui al Barbarigo per la seconda volta, perché c'ero anche il 13 aprile, quando magari qualcuno fra voi era presente a quel bellissimo incontro, ma essere qui con lui nel cielo a far tifo per noi è commovente, perché poi penso che molti qua siano cristiani e credano anche non solo nell'incarnazione, nella redenzione, ma anche nell'escatologia, ma anche nelle cose ultime. Dunque, se è tutto vero, è vero che Ezechiele sta facendo tifo per noi. Essendo martire non c'è neanche il purgatorio, si va dritto in paradiso. E io ho pensato, e lo sto dicendo da molti anni, dico Ezechiele, io vorrei proprio continuare il tuo lavoro. C'è un modo di essere missionari andando in Brasile e un altro andando al Barbarigo, per esempio questa sera, a raccontare quella stessa verità bella, quella stessa via pulcritudinis che tu proprio nell'incontro con noi quattro hai intuito in quegli anni 69. Anche qui, se spieghiamo pure tutto così, va bene, vero? La prima parola che mi colpisce è questo sguardo, questo riguardo, questo rispetto. Questo sguardo di Gesù su Giuda, nell'attimo in cui gli dice: amico, con un bacio mi tradisci. Gli offre come un'ultima possibilità di cambiamento, di in misericordia. Guardate quella barba dipinta da Giotto con un pennello a un solo pelo. Guardate che cura dei dettagli. La seconda parola, desiderio. Io in verità ho fatto bene latino, ho fatto bene greco, ma all'epoca non mi ero accorto di queste belle etimologie. A un certo punto fioriscono come un dono sui tuoi occhi le parole. Sidra significa stelle. Desidera, desiderio, è un complemento di moto da luogo, di allontanamento, dunque di privazione. Desiderio vuol dire mi mancano le stelle. Anche se sono straricco, e grazie a Dio una buona scuola, come abbiamo fatto, una serietà con la vita ci ha permesso di vivere dignitosamente, ma fossimo anche straricchi,
non avremo comunque i soldi per comprare la felicità. Giovanni Agnelli non ha i soldi per trovare un medico che gli guarisca Giovannino Agnelli, vi ricorderete, o Steve Jobs. Ecco, desiderio vuol dire che siamo fatti per una felicità più grande che non è acquistabile nel grande mercato che è oggi il mondo. Siamo fatti per il cielo, per le stelle, e questo cielo dipinto alla Giotto, questo pigmento oggi costa 6.000 euro al chilo, questo cielo ha 800 stelle, 8 punte, 8 pianeti, 8 profeti, la luna e il sole, la luna e il sole, la luna, la Madonna col bambino. Dicevo durante l'intervista e poi a Chiara Pegge che questo livello che vedete è il penultimo al mondo, solo un livello al mondo è più alto di questo come definizione, lo potete vedere in internet su www.altadefinizione.com, alta definizione con H davanti. La Madonna col bambino, la luna, Sant'Ambrogio ci insegna a chiamarla la luna, non vive di luce propria, è il sole che le dà luce. Attorno a lei 4 pianeti, 4 profeti. Al mito tragico di Icaro, all'uomo che si protende verso il cielo, ma non raggiunge il cielo, precipita giù, rispondono i profeti che un giorno il cielo verrà giù lui. E anche per il nostro amico abruzzese che sta filmando questi primi minuti, ecco Daniel, il profeta Daniele. Ho trascritto e tradotto. Cosa dice Daniele? Egli è il Dio vivente che dura in eterno, nei secoli, il suo regno è tale che non sarà mai distrutto e il suo dominio non conosce fine. A volte oso dire solo in latino, ma forse non tutti hanno fatto latino, non per i presenti, e comunque non tutti oggi sono in grado, permettetemi di dire direttamente in italiano. E poi Baruch, e anche qui potremo andare a guardare negli occhi e vedere cosa ha scritto. Vedi queste lettere, poi capisci anche il resto. E poi Malachia, diamo un'occhiatina anche al suo cartiglio. E infine Isaia. E lì non c'è bisogno di andare a leggere la traduzione perché, ecco Isaia, fin da piccoli queste sue parole le abbiamo imparate a memoria magari in italiano. Ecce Virgo, ecco una vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato, nel risvolto immaginiamolo, Emanuele, Dio con noi. Così attorno a Gesù, attorno al sole, ed è un sole con 153 raggi, 153 grossi pesci, la pesca miracolosa, ed è un sole che benedice con 3 dita unite e le altre 2 intrecciate, 3 Trinità, 2 Dio e uomo, rosso del divino e azzurro dell'umano, intrecciati in una sola persona. Attorno a lui, dicevo, altri 4 profeti, Geremia, Michea, la sua 12 metri, chi mai li ha visti, giusti restauratori, Ezechiele con un cartiglio in finto ebraico. Ho chiesto ai biblisti anche ieri sera dello studio teologico del Santo via San Massimo, dove vi invito appunto ai prossimi 4 giovedì alle ore 19 se volete, fino alle 20:30, non c'è scritto niente. Infine, 8º e ultimo, Giovanni Battista. Un bel temperamento Giovanni, vedete? E con la pelle di cammello, di nuovo affrescata con un pennello. Annunciare la verità, il Vangelo attraverso la bellezza e l'arte, è un messaggio ancora attuale, è ancora possibile secondo lei? Io sono impressionato dal fatto che di mattina nelle scuole di ogni ordine e grado, a cominciare dai bambini di 5 anni, nel mio paesello della provincia di Venezia, come per 23 volte in provincia di Lecco, totale 2000 bambini di 5 anni, ma su fino ad aule magne gremite da 400-500 studenti in scuole statali o paritarie, ragazzi di 17-18 anni. Ebbene, io sono colpito dal fatto che ogni volta accade il miracolo di un'attenzione, come dire, è impressionante vedere questi ragazzi incollati alle sedie per 1 ora e mezza. Bellezza dell'arte di Giotto, del suo strepitoso pennello, ma insieme bellezza della storia alla quale lui si piega, che lui mette in scena in forma di Bibbia dei poveri. E ancora mi colpisce il fatto che tante volte, che so, dalle parti di Maranello, di Sassuolo, piuttosto che nell'alta provincia di Varese, trovo un 30% di extracomunitari, per i quali questo è un po' il primo annuncio.
Io ho adottato dei bambini colombiani, appena arrivati in Italia non hanno imparato l'italiano, ma il dialetto veneto. Volevano essere come tutti, volevano, come dire, il vocabolario, il dizionario per capirsi con tutti. E così anche un extracomunitario che qui arriva vuole l'immaginario, vuole comunque conoscere questa storia, vuole non essere diverso quando va magari in gita scolastica. Ecco, assolutamente attuale dunque e affascinante, è esperienza ampiamente verificata in tutti questi anni in cui davvero, lo dico con timore e tremore, solo con Giotto abbiamo incontrato circa 700.000 persone in 13 anni.